Il presidente della regione Veneto Luca Zaia, pur non sbilanciandosi troppo, ha affermato che nonostante tutto e nonostante si sia ancora in fase di allerta, il Veneto sta reggendo bene a questa ondata di maltempo. Imputa ciò alla precisione dei modelli matematici previsionali e alle opere finanziate con uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro nel 2010, come i bacini di laminazione. Ieri mattina il governatore, affiancato dall'assessore alla protezione civile Bottaccin durante il punto stampa, ha fornito un aggiornamento sulle conseguenze del maltempo che ha colpito negli ultimi giorni il territorio regionale, a causa del quale è già stato dichiarato lo stato di calamità esteso a tutti i comuni della regione. Sono stati 258 gli interventi dei vigili del fuoco, quasi 900 i volontari di protezione civile impegnati. L'abbondante pioggia ha causato smottamenti, frane, colate detritiche distribuite nella fascia prealpina delle province di Verona, Vicenza e Treviso, mentre lungo la fascia costiera, interessata da venti forti che hanno superato anche i 130 km all'ora, si sono verificate mareggiate intense, in particolare a Caorle e a Jesolo. Una tempesta perfetta l'ha definita Zaia, con lo scirocco che ha innalzato la marea e non ha consentito al mare di ricevere l'acqua dei fiumi, gonfiati dall'elevata piovosità registrata nelle ultime ore. Ci si attende ora una breve tregua per le prossime ore, ma tra sabato e domenica mattina è prevista una nuova perturbazione, seppur di entità più contenuta rispetto a quella appena trascorsa. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.